Passiamo al secondo argomento. Conserva ancora 3 torri d'ingresso, una a est, una a ovest e l'altra a sud. In questo disegno che è schematizzato vedete la porta a est, la porta a sud e la porta a ovest. Tenete a mente che questa linea che attraversa la piazza del Popolo finisce davanti al Duomo, che esce dalla porta, è esattamente collocata sulla linea est-ovest. Delle 3 porte noi prendiamo in considerazione la torre Scaramuccia, si entra da questa porta e ci si ritrova all'interno della piazza qua. Questa è la piazza del Popolo, questo è il campanile del Duomo e il Duomo è questa costruzione che andremo a visitare un attimo. La meridiana in oggetto è sulla facciata sud a 8 metri di altezza ed è stata sinistrata nel tempo da un fulmine che l'ha fatta precipitare e collassare per metà. Per calcoli che abbiamo potuto fare si è visto che la meridiana è orientata a una declinazione di 7,58, quindi 8 gradi verso est. Voi vedete che il Duomo è disassato di 8 gradi rispetto alla linea est-ovest, e se guardiamo la prossima diapositiva dove vediamo la piazza del Popolo è esattamente orientata sulla linea est-ovest, però il Duomo lo vediamo leggermente disassato. Sappiamo comunque che questo Duomo è il terzo Duomo che viene costruito a Ciampino. Il primo è una chiesa medievale che viene distrutta nel 1437 per incapienza, troppo piccola, poi la popolazione aumenta e quindi si pensa di ricostruire una chiesa nuova. La seconda chiesa viene costruita nel 1437 e viene abbattuta nel 1746 quando viene costruito il terzo Duomo, che è quello che si trova attualmente. C'è da fare una piccola riflessione su questo orientamento. Di solito le chiese medievali fino al 1100, laddove si poteva, laddove l'urbanizzazione lo permetteva, erano tutti orientati sulla linea est-ovest, dove l'altare guardava verso est, dove est è il posto dove sorge il sole, da dove viene la vita, e Gesù Cristo è considerato la vita, e nel giorno dell'equinozio il sole entrava dalla finestra all'interno della chiesa. Però ci troviamo che la chiesa attuale ha questo disassamento di 8 gradi, però il campanile, che è questo, che è contestuale con la seconda chiesa, è esattamente orientato est-ovest, che sono andato l'altro ieri per un ultimo controllo. Mentre la chiesa nuova è stata costruita cercando di ampliarla il più possibile, e per ampliarla il più possibile hanno dovuto inserirla in questo contesto, in questo nucleo, perché se fosse stata orientata realmente a est-ovest doveva essere portata verso la strada di 6 metri e quindi era proprio verso la strada. Queste sono le linee per dire che il campanile è esattamente orientato sulla linea est-ovest e il Duomo invece ha questi 8 gradi di disassamento. Allora, nel 1992 la meridiana si presentava così. Era completamente dilavata, segnava sempre con il suo continuo muoversi, perché il sole segnava l'ombra, ma non orientava nessuna ora della vita, non c'era nessuna linea segnata. Però chi ha presieduto il restauro ha potuto vedere nel 1992 che c'erano nell'affresco delle linee che segnavano le ore e le linee dei solstizi e degli equinozi. C'erano ancora alcune tracce di colore per cui è stato possibile ricostruirla secondo quello che si pensa fosse stato l'origine primaria della meridiana. La meridiana è lunga 2,20 metri e alta 1,40 metri e ci vuole un bel ponteggio per andare fino in alto a lavorarci sopra. Questa è la meridiana restaurata nel 1992. Però questa meridiana presenta alcune perplessità. Il restauro non è stato fatto secondo conoscenze mnemoniche. Diciamo che la prima imperfezione è questa. Di solito le raggiere delle meridiane sono più larghe agli estremi e si restringono verso il mezzogiorno,
Questa invece dalle 10 alle 11 presentava uno spazio enorme. Praticamente nel leggere le linee che si trovavano incise sulla parete o non si vedeva o non l'ha vista, è stata saltata la linea delle ore 10, per cui restaurando ha cominciato a numerare la prima linea che ha trovato dopo le 11 con il 10, con il 9 e con l'8. In realtà le 10 sarebbero qui, questa sarebbe le 9, questa sarebbe le 8, questa sarebbero le 7. Naturalmente la gente lo guarda tantissimo e quindi ne andava bene comunque. Però c'è qualcuno che ha fatto questa fotografia e deve essersi accorto perché l'ha fotografata proprio nel momento in cui nel solstizio d'estate doveva cadere, l'ora 11 aveva il suo orologio e vedeva che alle 11 non c'era niente e quindi ha fatto la foto perché si è accorto di questa anomalia. Un'altra anomalia era questa O che non dice niente, in realtà bisognava mettere il segno della bilancia che era di questo tipo. Probabilmente essendo così tanto dilavata la parete ha visto questo primo cerchio e l'ha completato con una O. Una terza imperfezione è questa linea del solstizio d'estate che probabilmente non si vedeva granché, l'hanno tracciata a mano, ma in realtà è molto più alta, dovrebbe vedere qui questa cosa. Tutto questo è stato riparato da un fulmine che correndo lungo il filo dello scarico a terra ha dato un tuono probabilmente molto energico e ha fatto collassare metà della meridiana ed è rimasta per 3 anni, è stata tuonata e poi è stata la vendetta di Montezuma, adesso ha riparato. Comunque si presentava così con queste ore che andavano dalle 11 alle 4 ed erano, diciamo che abbiamo questo, però chi ha restaurato seguendo le linee di incisione non ha pensato che tutte le linee dovevano convergere nel centro della meridiana in un punto C e quindi su 6 linee 2 convergevano e 4 andavano proprio fatti loro. L'ognomone, che era una piastrina forata di 12 cm, un centimetro al centro, era rimasto imperterrito perché era ben piazzato all'interno. La meridiana che era collassata comunque lasciava intravedere che c'erano degli spazi d'aria perché la parte superiore che chiudeva diciamo le malte lasciava passare delle filtrazioni d'acqua che hanno permesso il distacco parziale di questa meridiana. Però mentre eravamo più vicini e guardavamo questa meridiana ci siamo accorti che c'erano delle tracce pittoriche in alto. Qui si vedono un po' meglio e si è pensato che avrebbero potuto essere la cornice di un'altra meridiana preesistente. Bisognava abbattere quell'altra parte, però quelle arti bisognava lasciare perché era la parte storica della meridiana e quindi si sono fatte delle supposizioni. Se la meridiana era stata fatta contestualmente alla costruzione del Duomo, non poteva non essere che una meridiana ad ore italiche e non ad ore d'oltralpe come quella che vediamo. Anche perché il Duomo è del 1746, le ore italiche sono diciamo soppresse nel Veneto nel 1789, 5 anni dopo però la popolazione diciamo poco contenta perché c'era una gran confusione nel passare da un sistema orario a un altro, ha chiesto il ripristino del vecchio sistema orario. Napoleone poi, quando è stato in Friuli, ha reimposto le ore d'oltralpe. La differenza tra le ore, diciamo, all'italiana e quelle d'oltralpe sono che questo tipo di meridiana segna la fine del giorno con la 24esima ora, quindi con il tramonto del sole finisce la giornata. La prima ora del giorno e quella dopo il tramonto comincia diciamo la giornata nuova, mentre nelle meridiane ad ore francesi la prima ora comincia dopo la mezzanotte, come sono i nostri orologi, come siamo tutti abituati a sentire e a controllare. Abbiamo cercato sulla parete con una falsa parete che si viene appoggiata di cercare la declinazione di questa parete e abbiamo visto, vi tralascio tutti i calcoli, che era di 7,59, 7,58, 8,03, una serie di misure che non
sono proprio sempre collimanti, per cui facendo una media si è potuto vedere che 8 gradi est era la declinazione reale della parete. Questo è un altro sistema di calcolo utilizzando la linea equinoziale, sapendo questo angolo, applicando una forma di trigonometria. Quindi la meridiana poteva essere stata progettata con queste linee orarie. Purtroppo non sappiamo cosa ha pensato il primo costruttore e cosa ha pensato il secondo restauratore, e quindi bisogna sempre interpolare un pochino per essere al massimo della precisione. Io ho controllato tutti quelli che erano i punti, queste crocette rosse che vedete, su tutti i punti della meridiana esistente. Li ho messi su un programma di ingegner Casalegno e praticamente sono collimate abbastanza con quella che poteva essere la parte mancante. Così abbiamo recuperato le 4 linee mancanti, le abbiamo inserite e abbiamo tracciato quello che doveva essere il completamento della meridiana. Si trattava di restaurarla con competenza. Io ho messo la parte gnomonica e la restauratrice Anna Comoretto di Pordenone ha provveduto a riparare quello che era irriparabile. Praticamente ha consolidato il fondo con l'iniezione di malte idrauliche. In questi forellini ha inserito delle malte idrauliche per far aderire la parete, cioè l'intonaco a quello che era la parete della cattedrale del Duomo. Non solo, ha inserito anche 15 barretti di vetro resina che le ha inserite abbassandoli di qualche millimetro, poi chiudendoli all'interno della struttura, per tenere consolidato la parete della meridiana, la parete del Duomo. Subito si è cercato di ripristinare la parte mancante, che era di uno spessore di circa 2 centimetri. Quindi questo signor Renato Bison, che è un esperto di intonaci antichi, si è dato da fare e ha ripristinato quel che doveva ripristinare, e così per sostenere tutto tutte le malte o il corciopesto che era stato messo, ha inserito 15 viti di acciaio qua, ha costruito un reticolato all'interno e ha passato il corciopesto in maniera che avesse una consistenza maggiore, sperando che i fulmini in futuro fossero almeno un po' più generosi di quello che sono stati in passato, no? La fase successiva è stata quella dello spolvero. Tramite AutoCAD o una stampante abbiamo prodotto tutta la raggiera in scala 1:1, viene forato con uno spillo, con un chiodo, viene posizionata nella giusta posizione con un tampone di carbonio, di polvere, di aniline, viene tamponata in maniera che quando si toglie la carta restano tutte le righe segnate sull'affresco. Poi con un punteruolo si è cercato di mettere più in evidenza, perché un domani si potesse capitare un dilavamento della pittura o di quello che può succedere, si possono ancora recuperare le vecchie linee e procedere. Questo signor Bison che traccia le righe della cornice, e abbiamo cercato di tracciare le linee mancanti seguendo le linee di polvere che lo spolvero aveva lasciato sull'affresco. Le nuove linee sono queste, abbiamo aspettato il passaggio del sole per vedere la precisione. Questa è quella delle 9, poi c'è quella delle 10, quella delle 11 è una vecchia che era rimasta, quindi da lì non abbiamo toccato più niente, ma di qui abbiamo inserito tutte le 4 linee. A dire la verità sembrava una cosa semplicissima all'inizio, dicevo 4 linee le metto, poi quando mi sono messo ho perso un po' la testa, perché non era stato facile recuperare tutte le precisioni. Questa è quella delle ore 10 primi, 10 secondi, perché era l'equazione del tempo di quel giorno, il sole passava sul meridiano per ora. Abbiamo tracciato le linee, le matte cementizie, abbiamo chiuso tutto il perimetro in maniera che fosse impermeabile alle intemperie, perché il tetto è molto piccolo, quindi la pioggia a quell'altezza.
Questa è la linea delle 7 che mancava, questa è la linea delle 8, sarebbe l'ora legale alle 9. Abbiamo controllato i solstizi e gli equinozi in un tempo successivo, abbiamo visto che combaciavano, la foto non è un granché, l'ho fatto con un cellulare, e anche la parte finale che nella vecchia meridiana non era corretta è stata ripristinata in maniera esatta da questa parte. La meridiana è restaurata nel 2014, diciamo che si è potuta realizzare perché il Rotary Club di San Vito ha voluto regalare alla sua città questa meridiana che da tempo era un po' una vergogna vedendolo così poco restaurata. La meridiana ritorna a funzionare, riprende la vita di questo orologio solare, chiamiamolo, anche se la gente passa sotto e nessuno guarda, perché 8 metri nessuno alza la strada. Quando c'è il mercato forse qualcuno che la guarda di più, molti dicono normalmente, è molto precisa, chissà chi l'ha fatta, perché segna l'ora locale di San Vito. Quindi l'ora locale non è l'ora media del nostro orologio, bisogna fare 2 interpolazioni con l'equazione del tempo e le differenze di longitudine. C'è un cartello sotto. Comunque questa meridiana la dice lunga anche sul fatto che segna solo le ore. Perché quando è stata fatta, sia alla fine del 700 o dell'800, la gente non andava con tutte le precisioni che avevano, gli bastava sapere che il tempo passava, le ore, la vita era forse un po' più tranquilla.